Parto direttamente, sì. Bene. Bene, io innanzitutto vi dico che sono incantato dal posto, è molto bello e ho davvero piacere a parlare in questo contesto e mi fa piacere vedervi così numerosi dopo tanta latitanza di pubblico per ragioni di pandemie. Quindi sono particolarmente felice. Io, come diceva giustamente prima Davide, io parlerò di Dante soffermandomi su alcuni aspetti che forse non sono emersi con molta evidenza in queste rievocazioni per il 7° centenario della morte di Dante. Perché vi parlerò di Dante innanzitutto come padre dell'Italia, cioè come figura rappresentativa e fondativa del nostro paese, colui che ha realmente fondato la civiltà italiana. Poi vi parlerò di Dante anche come un grande traghettatore, perché Dante, a differenza di tutti gli altri classici, non ha scritto soltanto un capolavoro oltre i tempi, non ha soltanto scritto un'opera straordinaria per bellezza artistica, per capacità di rappresentazione poetica, per immagine, per creatività, ma ha indicato un cammino, un percorso di trasformazione. La Divina Commedia, ma tutta la sua opera in generale, è rivolta al lettore per cambiarlo, per fargli concepire un cammino spirituale di redenzione, di salvezza nei confronti della vita e nei confronti della sua appunto esistenza personale. E vi parlerò anche di Dante non solo come poeta, ma come pensatore, come visionario, perché la forza di Dante, la forza poetica di Dante, non sarebbe così eminente, così unica, se non ci fosse in lui quella capacità visionaria di guardare al futuro, di guardare all'eterno, di guardare al di là della realtà immediata, e se non ci fosse in lui quella capacità anche di portare un pensiero dentro la poesia. La sua è poesia poetante, ma al tempo stesso è pensiero poetante, nel senso che c'è dietro una filosofia, c'è una concezione della vita, c'è un rapporto costante di Dante con le tradizioni del pensiero classico, con Aristotele, con Platone, con Agostino, e via via fino agli autori a lui più vicini come San Tommaso. Quindi c'è una concezione anche di pensiero e non soltanto l'ebbrezza della poesia. E poi vi parlerò anche di Dante come inattuale, come una figura inattuale nel suo tempo e nel nostro tempo. Perché il paradosso di Dante è che una figura come lui, che è perenne, che è permanente nel tempo, è al tempo stesso sempre polemicamente inattuale con il suo tempo particolare e con il tempo che noi stiamo vivendo. Quindi queste sono un po', come dire, le linee di questa mia, diciamo, passeggiata intorno a Dante. Vi dico pure che mi accompagnerò in questo viaggio, così come ho fatto nel libro Dante è nostro padre, non seguendo il cammino della Divina Commedia, ma parlandovi delle altre opere che hanno affiancato la Divina Commedia e che sono state un po' il laboratorio della Divina Commedia. Potremmo dire, il linguaggio di oggi, sono state il backstage della Divina Commedia, perché sono state opere in cui si è per la prima volta teorizzato l'amore come elemento portante della filosofia e della poesia dantesca, si parlerà della lingua che è a fondamento dell'opera dantesca, si parlerà della sua visione politica, della sua visione di pensiero e persino del suo rapporto con i contemporanei attraverso l'epistolario. Quindi è un cammino inevitabilmente variegato intorno ad opere che sono di solito poco conosciute. Cioè tutti siamo passati da Dante, ma pochissimi hanno conosciuto anche l'altro Dante, Dante in prosa, Dante che scrive ed elabora pensieri che poi verranno trasfigurati nella sublime poesia della Divina Commedia. Quindi questo è un po', diciamo, il cammino che cercheremo di compiere. Per cominciare, per fotografare Dante e per definirlo attraverso pochissime righe che possono in qualche modo sintetizzare tutto il suo cammino, ricorrerò alle parole di Marsilio Ficino, che era un appassionato dantesco di un paio di secoli dopo di Dante, che
ritrae in questo modo Dante. Dice: per patria celeste, per abitazione florentino, di stirpe angelico, in professione filosofo poetico. Ecco, c'è tutto Dante. C'è Dante che ha come sua patria il cielo, la patria celeste. La vocazione di Dante, la nostalgia per il cielo. E tutto il suo cammino, è un itinerario verso Dio. Di conseguenza la sua opera non può che essere configurata come un'opera rivolta verso il cielo, di abitazione fiorentino. E qui c'è tutta la sottesa polemica di Dante, che ha sì una patria fiorentina, ma è quella patria che lo ha rinnegato e che quindi lo ha costretto a considerare Firenze la sua abitazione originaria, ma non il suo luogo in cui poi ha vissuto. Di stirpe angelico, perché l'angelo, anche etimologicamente, è colui che è messaggero, è colui che porta, e lui angelicamente ci porta in un cammino appunto di redenzione e di salvezza. Quindi da questo punto di vista Dante è di stirpe angelico, e poi di professione filosofo poetico, quindi non semplicemente poeta, ma filosofo poetico. E quindi questo mi sembra il ritratto. Il ritratto fisico di Dante lo conosciamo tutti, ma quelli che hanno voluto in qualche modo disegnarlo anatomicamente e al tempo stesso caratterialmente hanno fatto riferimento a un tratto particolare di Dante. Dante era spigoloso nei tratti anatomici, il suo volto era molto spigoloso, no? Ma era spigoloso anche nel carattere. Era orgoglioso, era isdegnoso, come dice un suo biografo, era uno che era facilmente, come dire, suscettibile, insomma, teneva moltissimo alla sua dignità, era molto fiero, ed è la ragione per la quale poi ha scontato il suo esilio. Quindi, diciamo, il suo tratto fondamentale è questo. Ecco, il primo livello di incontro con Dante che vorrei proporvi questa sera è proprio quello di Dante come del fondatore dell'Italia. Io ho voluto proprio titolare il libro che a lui ho dedicato Dante nostro padre, proprio perché Dante è veramente colui che ha fondato l'Italia. L'Italia non è stata fondata dal processo unitario dell'Ottocento, non è stata fondata da Garibaldi, da Vittorio Emanuele, da Cavour e dagli altri grandi protagonisti del Risorgimento. È stata fondata da Dante, perché Dante ne ha colto il segno più profondo. L'Italia non come nazione, tantomeno come Stato, ma l'Italia come civiltà. L'Italia come civiltà che nasce da due genitori precisi. Suo padre è l'impero romano, sua madre è la civiltà cristiana. L'Italia nasce da questo incontro tra la romanità e la cristianità. E Dante ha ben presente queste origini del nostro paese, della nostra patria. E quindi questo è l'atto iniziale che dobbiamo concepire. Non ci sarebbe Italia se non ci fosse la consapevolezza di quella duplice provenienza, quella, come dire, genitorialità, come oggi si dice, che riguarda appunto l'impero romano e quindi la lex romana, la legge appunto di Roma, e dall'altra parte la civiltà cristiana, il mondo cattolico, che costituisce il nerbo spirituale della italianità come era concepita nel Medioevo di Dante. Quindi l'atto di nascita è quello, ma il modo in cui si realizza l'italianità di Dante è attraverso la lingua. Dante comprende che senza la lingua non c'è unità nazionale. E Dante, che pure ama la lingua latina, che pure utilizza la lingua latina e che pure è convinto che il rapporto con i padri latini sia fondamentale nella cultura e nella formazione di qualunque civiltà, al tempo stesso riconosce l'importanza che i volgari del nostro paese, cioè le lingue dialettali che si parlavano nel nostro paese, si dovessero poi riunificare in quello che lui definisce un volgare illustre, cioè un volgare che faccia da sintesi rispetto a tutti gli altri volgari regionali. E quindi la lingua diventa il primo elemento di coesione della civiltà italiana. Quindi genitori, cristianità e impero, lingua, carattere nazionale, costume nazionale, perfino geografia. Dante
coglie la geografia dell'Italia e si rende conto che l'Italia è disegnata dalla geografia prima ancora che dalla volontà politica di un eventuale futuro sovrano, perché è disegnata dal mare e dall'arco alpino ed è quindi geograficamente già composita nelle sue differenze ma anche nella sua unità. Non ci sarebbe una visione unitaria dell'Italia se non ci fosse quella che Vico chiamava la geografia poetica, cioè l'assonanza del territorio e dei caratteri e della sensibilità e dell'anima degli italiani. Quindi questo è il tratto fondamentale dell'italianità. Questa, visione che attribuisce a Dante il ruolo di fondatore dell'Italia ha un senso perché l'Italia, a differenza delle altre nazioni, non è una nazione politica. L'Italia non nasce da uno Stato, l'Italia non nasce da una dinastia, l'Italia non nasce nemmeno da grandi imprese militari. L'Italia nasce prima da questa concezione, nasce come invocazione. Se voi pensate che si invocava l'Italia unita sin dai tempi della romanità, cioè quando c'era ancora l'impero, già Virgilio, già Seneca parlavano dell'italianità e l'invocazione dell'Italia è corsa attraverso i secoli nonostante non ci fosse una configurazione coesa dal punto di vista politico e statale. Lo Stato italiano è arrivato molto tardi rispetto alla nazione. La nazione ha preceduto lo Stato. La nazione italiana nasce nel Medioevo, si forma nel Medioevo da un'intuizione che risale alla romanità. Quindi la nostra non è una nazione politica, è una nazione culturale. L'Italia è stata disegnata dalla lingua, dall'arte, dalla letteratura, dal carattere nazionale, dalle sensibilità culturali che hanno caratterizzato il nostro paese. Quindi è una nazione culturale, ha questo di specifico e questo probabilmente ci spiega molte cose. Ci spiega in bene perché il nostro è il paese che ha un'eccellenza culturale e artistica rispetto a tutti gli altri paesi. Abbiamo più ricchezze artistiche e culturali rispetto a tutto il mondo, ma spiega anche la fragilità della nostra unità politica, le contraddizioni, le crisi di rigetto, l'autodenigrazione nazionale persino, che è molto diffusa nel nostro paese. Uno degli sport più diffusi in Italia dopo il calcio è l'autodenigrazione nazionale, cioè è parlare male del proprio paese. Quando poi nel calcio perdiamo, parliamo male del nostro paese a ragion veduta, perché l'Italia come nazionale ha perduto. Quindi Dante coglie tutto questo e il paradosso di Dante, che io amo sempre sottolineare, è che Dante può considerarsi da un verso il padre degli italiani e quindi il padre della civiltà italiana, della lingua italiana e così via, ma al tempo stesso, essendo quella figura spigolosa di cui parlavo prima, cioè fiera, orgogliosa, scontenta di quello che accadeva, e anche, per certi versi, come disse Giuseppe Prezzolini, è anche il padre degli anti-italiani, cioè degli italiani che per amore nei confronti dell'Italia, un amore deluso, un amore tradito, diventano alla fine critici verso quel paese che amano, ma di cui non avvertono di essere, come dire, corrisposti, perché sentono che l'Italia delude, l'Italia tradisce, l'Italia non è all'altezza delle aspettative degli stessi italiani. Quindi Dante non è solo il padre degli italiani, è anche il padre di quella corrente di pensiero degli anti-italiani. Ve ne cito uno tra i tanti, Giacomo Leopardi, che pure ha scritto un canto all'Italia, che pure ha scritto un canto sul Risorgimento, che quindi era impregnato di una cultura profondamente radicata nell'identità italiana, ma al tempo stesso ha scritto pagine terribili sul costume degli italiani, sul carattere degli italiani, perché il tratto dell'anti-italianità, degli italiani delusi, è molto spiccato. Quindi l'anti-italiano in questo caso non è uno che disprezza i paesi perché magari ama essere cittadino del mondo, no? L'anti-italiano verace è quello che ama il suo paese, lo ama visceralmente, lo ama con tutta l'anima e tutto il corpo, ma poi avverte il tradimento, la delusione, vede che le classi dirigenti non sono all'altezza della grandezza artistica, letteraria, filosofica di un paese e allora vive questa contraddizione attraverso questa immagine. Quindi diciamo che italiani e anti-italiani nascono tutti da Dante.
Dante che combatte contro Firenze è il primo fiorentino che, pur amando Firenze, è costretto a disprezzare la sua città. E quando nel De Vulgari Eloquentia parla dei dialetti o dei volgari italiani, proprio per dispetto rispetto alla sua patria, dice che il migliore italiano non si parla in Toscana, come noi siamo abituati a dire, ma si parla a Bologna, perché lui aveva un contenzioso con Firenze, un conflitto, e quindi preferisce dire che il vero puro italiano lo parla Guido Guinizelli a Bologna, lo parla chi è nella città dotta, appunto a Bologna, e non il toscano, non il fiorentino, non gli altri città della Toscana. Quindi questo è un tratto abbastanza significativo. Quindi credo che sia da sottolineare questo aspetto di Dante. Quindi Dante innanzitutto come padre dell'Italia, Dante come padre di questa nostra civiltà italiana, Dante per certi versi anche come padre del Risorgimento, anche se il Risorgimento in Dante è la realizzazione politica dell'idea di resurrezione, è un popolo che risorge, mentre l'idea di risorgimento poi nella nostra storia assumerà altri tratti, sarà collegata più al Rinascimento che al Medioevo dantesco, sarà più collegata a un'idea laica, liberal-patriottica, piuttosto che a un'idea religiosa, profetica, come quella che ha Dante quando parla dell'Italia. Quindi diciamo è un'altra visione quella che emerge. Ma in Dante c'è questa precisa, diciamo, percezione della paternità del nostro paese, quindi dell'Italia. Quindi il primo tratto fondamentale è quello, e noi oggi, ricordando Dante, ricordiamo questa sua paternità, ma è una paternità che non ci deve indurre nella considerazione di vedere Dante come il padre, come dire, di un nazionalismo ristretto. Dante ha una visione universale della vita. La sua visione politica, quella espressa nel monarchia o nel monarchia, che dir si voglia, è una visione collegata all'universalità dell'impero, perché lui c'è sempre l'immagine e la suggestione del sacro romano impero, quindi una visione universale, non nazionale, non ristretta a un territorio. Lui considera l'Italia appunto come una civiltà, come una visione, come una cultura, come una lingua, come una ricchezza di arte, di ingegno, di creatività, non semplicemente attraverso una visione territoriale strettamente legata al territorio nazionale. Quindi in questo Dante ha una visione diversa, più ampia, più grande. Dante, dicevo, oltre a questa peculiarità di essere il padre e fondatore dell'Italia, è anche colui il quale, unico tra gli autori, ci indica un cammino spirituale. Il cammino spirituale nella Divina Commedia si fa evidente, un cammino che va dall'inferno al paradiso, un cammino quindi ascendente, un cammino anagogico, si diceva in altri tempi, cioè che va verso l'alto, ed è un cammino di redenzione, un cammino che passa attraverso varie tappe, che incontra figure di dannazione, figure di sofferenza nel purgatorio e poi figure di beatitudine nel paradiso, ed è un cammino di redenzione. Ma tutta l'opera di Dante è rivolta in questo senso. Ecco, volgiamo uno sguardo generale a tutta la sua opera. L'opera giovanile di Dante, che in qualche modo è in germe il pensiero e l'intuizione della Divina Commedia, è il Vita Nuova. Quest'opera scritta in età giovane, non giovanissima, ma giovane, ed è un'opera in cui c'è già l'idea dell'amore di Dante, un'idea che non è soltanto sentimentale romantica come quella che spesso è stata attribuita a Dante, no? C'è tutta una oleografia e anche un'iconografia collegata all'idea di Dante che incontra Beatrice e ha una specie di infarto d'amore nel vederla, ma non c'è soltanto questo aspetto. L'amore in Dante ha una precisa connotazione sapienziale, cioè è una via verso la conoscenza, è una via verso la beatitudine. L'incontro con la donna è solo il primo gradino di un amore che pian piano, salendo questa scala verso il cielo, si fa sempre più disincarnato e sempre più spirituale, fino a che diventa visione di Dio. Quindi l'amore nella sua pienezza raggiante è amor divino,
ma nei suoi gradini intermedi è anche amore di una donna, è amore di una famiglia, è amore di un paese, amor patrio, e quindi l'amore ha tanti gradini, ma già nel Vita Nova c'è questa prefigurazione dell'amore. Si comincia a parlare già di Beatrice, è presente in qualche modo in nuce, in germe, tutto quello che poi si svilupperà nella Divina Commedia. L'opera che, dicevo, ha più caratterizzato il lavoro di Dante riguardo alla lingua è il De Vulgari Eloquentia. È curioso pensare che Dante scrive in latino un'opera per esaltare la bontà della lingua volgare e poi compie il percorso inverso con il Convivio, cioè scrive un'opera in italiano per esaltare la lingua latina. Perché? Perché dice che la lingua latina è la lingua colta, è la lingua della tradizione letteraria, è la lingua, diciamo, della nobiltà del pensare, ma la lingua volgare, il dialetto, è la lingua della propria anima, è la lingua della propria origine, è la lingua delle madri, è la lingua materna. E quindi ha una sua bellezza e una sua originarietà che va tutelata. E quindi Dante ama contemporaneamente la ricchezza e il lindore della lingua latina, la purezza classica dell'espressione latina, ma al tempo stesso ama l'affabilità della lingua dialettale, dell'idioma locale, del volgare. Poi il volgare si fa più illustre, si fa curiale, come lui dice, assume cioè dei toni più alti, più importanti, strada facendo, ma intanto parte con questo legame originario, il legame proprio con la propria terra d'origine, con la propria madre terra. Quindi questo è il primo tratto. È curioso anche pensare che in questo viaggio che Dante fa nel De Vulgari Eloquentia incontra le popolazioni d'Italia e attraverso la lingua tratta anche un po' dei caratteri nazionali, parla un po' delle regioni, dei caratteri dei singoli paesi e fa una curiosa osservazione. Distingue l'Italia non in nord e sud, ma li distingue in destra e sinistra, senza fare una caratterizzazione politica, ma una caratterizzazione, diciamo così, geografica, nel senso che per lui quel che conta è la dorsale appenninica. E quindi per lui l'Italia è divisa in versante, diciamo, tirrenico e versante adriatico. La vera distinzione è quella e nel suo tempo ha molto valore, cioè pensate all'importanza che aveva la Repubblica di Venezia su tutto l'Adriatico fino giù, fino alla mia Puglia per intenderci. Ecco, i legami erano molto forti tra nord e sud perché percorrevano quest'asse longitudinale, andava dal nord al sud. Quindi non è nord e sud che si separano, ma è versante destro o adriatico e versante sinistro, cioè tirrenico. Questa è la configurazione che Dante dà nel De Vulgari Eloquentia. Nel De Vulgari Eloquentia c'è la precisa percezione che l'Italia è dalla lingua che poi sorgerà e attraverso l'unificazione linguistica che poi riuscirà a vedere la luce. Ma Dante compie ancora un altro passo e scrive un'opera importante, incompiuta, ma importante, che è il Convivio. Lo chiama Convivio come il Simposio di Platone, perché per lui quella è un'opera filosofica, è un'opera in cui cerca di mettere a fuoco i principi che dopo animeranno la sua Divina Commedia, o che meglio, nel frattempo animeranno, perché queste opere si intrecciano alla Divina Commedia, non sono scritte in tempi separati. Si intrecciano alla Divina Commedia. Il Convivio è l'opera, per così dire, filosofica di Dante. È l'opera in cui Dante mostra il suo legame di pensiero con Aristotele, e con Aristotele letto anche attraverso Averroè, che era un grande commentatore, un grande divulgatore di Aristotele, e Platone. Diciamo che Dante divide il suo pensiero tra la mente aristotelica e il cuore platonico. È un po' l'uno e un po' l'altro, e rivede la tradizione di Aristotele e Platone anche nella tradizione cristiana, perché Sant'Agostino e la scuola patristica si rifanno in gran parte a Platone e San Tommaso e la tradizione scolastica si rifanno in gran parte ad Aristotele. Quindi nell'equilibrio tra Platone ed Aristotele c'è il pensiero di Dante, che poi incontra anche Cicerone, Seneca, altri grandi del mondo classico. Quindi in Dante c'è questa precisa percezione filosofica. La sua è poesia intellettuale,
non è soltanto poesia emozionale, lui non risponde soltanto alle emozioni quando scrive. Se andate a scavare sotto i suoi versi, oltre alla bellezza folgorante dei versi, c'è una profondità interna di pensiero, c'è un'allusione, un rinvio, un'allusione vera e propria ad autori, a tradizioni di pensiero, e quindi in Dante c'è una consapevolezza di pensiero profondissima, e questo fa della Divina Commedia un'opera molto particolare rispetto alle altre, un'opera assolutamente unica. Altra grande pietra miliare di Dante è l'opera dedicata alla politica, il De Monarchia, o Monarchia, se lo diciamo in greco lo diciamo in latino. Il De Monarchia è un'opera di teologia politica, è l'opera in cui Dante sogna di riportare alla luce della storia il Sacro Romano Impero. Non è quindi un'utopia, come sarà poi in Tommaso Moro e in tanti altri, cioè non sogna uno Stato che non esiste Dante, sogna uno Stato, un impero, che è già esistito e vuole che rinasca, che si ritrovi nel futuro, ed è il Sacro Romano Impero, universale, che ha una discendenza divina. Ecco, qui c'è la grande tensione polemica di Dante con la Chiesa, perché Dante sostiene che il potere politico ha una discendenza divina diretta, non deve passare dal Papa per farsi legittimare. E qui c'è tutta la profonda cristianità di Dante unita a una polemica con il clero. Dante, per così dire, è cattolico e anticlericale al tempo stesso. È profondamente cristiano, ma profondamente in polemica con i cardinali e i papi del suo tempo. E questo rende la figura ancora più interessante. Come dicevamo prima, che Dante è il primo degli italiani, ma anche il primo degli anti-italiani, potremmo dire che anche per quanto riguarda la religione cattolica, Dante è il più profondo, diciamo, dei poeti cattolici e cristiani, ma al tempo stesso è in polemica anticlericale contro il potere temporale della Chiesa. E ritiene che il potere dell'impero non derivi dal Papa, ma deriva direttamente da Dio. E usa delle argomentazioni anche a suo favore, perché dice il Sacro Romano Impero nasce prima ancora che nasca la Chiesa Cattolica, quindi non può aver avuto una legittimazione dalla Chiesa che è nata dopo. E poi usa altri argomenti importanti, questo perché la famosa teoria dei due soli, no? Cioè, nel senso che il potere imperiale ha una sua discendenza e il potere ecclesiale, chiesastico, ha un'altra sua discendenza. La famosa frase date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio, senza mai confondere i due piani, Cesare e Dio. Ecco, questo è un altro elemento importante nella politica. Dante scrive un trattato teologico, perché è convinto che la politica si possa descrivere solo in chiave teologica. E qui c'è tutto lo spirito medievale di Dante, perché in Dante, al di là di quello che si è cercato di dire nel tempo, Dante è profondamente legato al Medioevo. Non riusciremmo a capire Dante se non capissimo la grandezza del suo Medioevo. Noi di solito tendiamo a separare Dante dal Medioevo, perché abbiamo avuto e subito, diciamo pure, una lezione un po' sommaria intorno al Medioevo, per cui il Medioevo è l'epoca oscura per eccellenza. E poi arriva il Rinascimento, i lumi e poi l'Illuminismo e così via, quindi è un'epoca oscura. E allora per salvare Dante dobbiamo dire che Dante non appartiene al Medioevo, Dante è poeta, ma Dante è filosofo, è medievale, Dante è pensatore, è medievale, Dante è teologo, è medievale. La sua profondità è legata al Medioevo, e il Medioevo è un'epoca da quel punto di vista straordinaria, cioè il Medioevo è pieno di contraddizioni, ci sono anche oscurità, superstizioni, brutture nel Medioevo, ma ci sono anche grandezze. C'è una scrittrice dantesca, Régine Pernot, che parlava di luce del Medioevo, cioè il Medioevo ha una sua luce ineffabile, che è una luce di Dio, che è una luce di una società ordinata secondo natura e secondo uno spirito soprannaturale. È la forza del Medioevo ed è quella che riverbera nei versi danteschi. Non riusciremo a capire la Divina Commedia se non comprendessimo questi aspetti. E invece qual è l'operazione che è stata fatta su Dante? Allora, la prima operazione è separare Dante dal Medioevo. La seconda operazione è considerare Dante solo come poeta e non come pensatore, perché come poeta
ce lo possiamo giocare in qualunque epoca, perché è grande, è bello, i suoi versi sono straordinari, vanno giudicati esteticamente e non da un punto di vista del pensiero. Se invece lo consideriamo come pensatore, allora dobbiamo dire che Dante viene prima del Rinascimento, Dante ha un'altra concezione rispetto a quella moderna, Dante è inevitabilmente antimoderno, perché è un premoderno. Allora separiamo. Il poeta, anche Benedetto Croce, anche De Sanctis, parlano di Dante come poeta, non lo prendono in considerazione come filosofo, perché filosofo vuol dire rivalutare il Medioevo. E poi fanno una seconda operazione. Quando parlano della Divina Commedia, anche Francesco De Sanctis, che pure ha dei meriti inestimabili nella scoperta di Dante, compie però un'operazione, cioè dice che la parte più bella della Divina Commedia è l'inferno, perché è la parte umana, in cui ci sono le passioni umane, e quindi non vuole vedere la grandezza invece profetica e diciamo pure celestiale del paradiso. Sono delle bellezze diverse invece, incomparabili. L'inferno piace a tutti noi, perché nell'inferno vediamo l'umanità, le persone, gli errori che compiono gli uomini, però è bello anche il travaglio e le contraddizioni del purgatorio, ma è bella anche la beatitudine delle figure del paradiso, è bella anche vivere questo stato di perfezione spirituale rappresentato dal paradiso. Invece la letteratura che ha prevalso nella nostra epoca era quella di dire no, Dante è più bello è Dante dell'inferno, ma Dante ha scritto la Divina Commedia, non ha scritto l'Umana Commedia, come poi farà Balzac. Non ha voluto parlare solo degli uomini, ma del rapporto degli uomini con Dio, il rapporto degli uomini con il giudizio divino, il rapporto degli uomini con la dannazione e con la beatitudine. Quindi ha parlato dell'uomo aperto nel suo destino sia alla perdizione e quindi all'inferno, sia alla sua beatitudine e quindi al paradiso. E questa è la forza di Dante. Ecco, il Dante che va colto in tutta la sua grandezza è questo Dante che inevitabilmente sfugge a questi piccoli criteri, diciamo, di volerlo adattare inevitabilmente al nostro tempo. E il dramma, diciamo così, di Dante nel nostro tempo è stato proprio quello di non concepirlo nella sua grandezza fuori dal tempo, ma nel doverlo inevitabilmente adattare all'epoca in cui viene letto Dante. Ecco, qui permettete che io apra, come dire, una parentesi, ma che credo alla fine colga tutti voi, cioè come abbiamo conosciuto noi Dante a scuola? Com'è stato il Dante scolastico? Io personalmente ho due tipi di esperienza. Un'esperienza Dante insegnato a scuola attraverso, diciamo, degli stereotipi, no? La donna angelicata che sta su un piedistallo come se fosse un manichino di un negozio d'abbigliamento, le frasi fatte per dire l'amore in Dante, eccetera. Un Dante scolastico, ma nel senso deteriore della parola, cioè un Dante stucchevole, un Dante che dice poco. Poi c'era l'altro Dante, quello che era sorto soprattutto dopo i tempi della contestazione, cioè un Dante volutamente attualizzato, un Dante polemico, un Dante ribelle, un Dante contro il potere, un Dante forzato nell'attualità. Quel Dante forzato nell'attualità è il Dante che ci troviamo anche adesso. A me capita di leggere Dante attraverso, come dire, non la Divina Commedia, ma la Divina Corretta, cioè nel senso della Divina Commedia politicamente corretta, attraverso delle immagini in cui Dante, esule dalla sua patria, diventa l'equivalente di un migrante, in cui la sua visione universale viene concepita come visione globale, che è una cosa ben diversa, perché l'universalità di Dante è universalità che culmina in Dio, che ha la sua trascendenza. La globalizzazione è un processo orizzontale, non c'è nessuna verticalità. Quindi sono due cose estremamente diverse. E quindi un Dante in qualche modo edulcorato. Devo dire che ieri proprio raccontavo una triste esperienza recentissima avuta in una scuola, in un liceo, in cui dopo aver parlato di Dante, le domande che mi hanno fatto erano tutte concepite in chiave appunto di attualità. Ma Dante è vero che era un pacifista? Ma non è vero, Dante ha combattuto, era un soldato, era un militare, ha eroicamente combattuto a Campaldino, era un feditore, era uno che combatteva. Poi, non so, Dante
universalista, quindi era contro le patrie, era per diciamo per la globalizzazione, ma assolutamente no. Dante credeva profondamente all'importanza delle patrie, poi vedeva questa entità spirituale e politica dell'impero che raggruppava le patrie, ma senza cancellarle, ma anzi esaltandole, vivendole nella loro identità. Oppure ancora Dante che lontano dalla sua patria, quindi lo possiamo considerare come immigranti, no? Dante è stato cacciato dalla sua patria, è ben diverso, è esule, vive e patisce la nostalgia del migrante. Lui non vorrebbe andare via dalla sua Firenze, vorrebbe restare nella sua Firenze, non può farlo, ma vorrebbe restare, quindi non c'è assolutamente nessuna similitudine. Io ho avuto anche una domanda di chi dice: ma Dante non si può considerare il primo che valuta l'emancipazione femminile considerando che mette Beatrice su un piedistallo? Ma dico, stiamo parlando di un'altra cosa, perché la Beatrice esaltata da Dante è una figura spirituale che permette a Dante di guardare il cielo, di guardare Dio. Non c'è l'emancipazione femminile. Non dobbiamo considerare Dante con gli occhi del nostro presente. È un atto per svilire l'arte, la cultura, quella di ridurre tutto al nostro presente. E quindi dobbiamo avere la capacità di separare, diciamo, quel che appartiene al suo tempo da quel che appartiene al nostro tempo. Sono due cose estremamente diverse. E quindi dobbiamo dire che Dante inevitabilmente è una figura che ha vissuto nel suo tempo, in conflitto con il suo tempo, ha vissuto da figura inattuale. Se noi leggiamo Dante, ci accorgiamo che in Dante c'è la passione nostalgica per il passato, cioè il Sacro Romano Impero, le origini della cristianità, la figura di Cristo, la nostalgia della patria perduta, quindi c'è una passione fortissima per il passato e c'è un'aspettativa profetica del futuro, c'è un'aspettativa di quello che verrà, di quello che accadrà nei secoli. Ci sono visioni folgoranti di Dante che guardano al futuro. Quel che manca è il presente, perché Dante è in polemica col suo tempo, è in polemica con il presente, quindi inevitabilmente Dante è inattuale, è volutamente inattuale, ama il passato, ama il futuro, ama l'eterno. E quindi si ritrova in dimensioni che sono totalmente separate rispetto a quella della spicciola attualità collegata al presente. Quindi questa è, diciamo così, la forza, il fascino dantesco, quello che permette a Dante di guardare molto più lontano. Quando Dante viene assimilato, per esempio, a Machiavelli, per dire, ma anche Dante, avendo richiamato l'autonomia della politica dalla religione, ha fatto come Machiavelli. Sono due cose diverse, perché Machiavelli ha voluto rivendicare l'autonomia della politica dalla morale. Dante invece ha rivendicato alla politica una sua morale, una sua visione spirituale e ha semplicemente rigettato che potesse essere il potere clericale a disporre o a revocare il potere politico. Cioè nel senso che il Papa non ha il potere di nominare o di cancellare gli imperatori. Quindi è una cosa ben diversa dall'autonomia politica che ha pensato Machiavelli. Sono due campi diversi, due terreni totalmente diversi. Quindi Dante ci ha portato su questa strada, ci ha portato su una strada, su un cammino spirituale. Io ho dedicato poi molte pagine, ma non ve ne parlerò, vi dirò soltanto un cenno, a tutto quel Dante che viene considerato esoterico, cioè un Dante che fa riferimento a una simbologia particolare, che fa riferimento ad alcuni gruppi, i fedeli d'amore, i Rosacroce, è tutta una, diciamo, storia leggendaria di quell'altro Dante, ma che serve per dimostrare come in Dante tutto ciò che viene detto in poesia non è soltanto un frutto lirico, non è soltanto l'espressione di poesia, rimanda a una conoscenza del sacro, a una sapienza del sacro, che è importante conoscere in Dante. Quindi in Dante c'è questo aspetto. Dante, dobbiamo dire, rimane, alla fine del percorso, una figura sostanzialmente solitaria. Dante non solo non è riconosciuto nel suo tempo, ma non è riconosciuto nemmeno dei tempi che verranno. Voi pensate che fino al Settecento molte sue opere, compresa la Divina Commedia, venivano proibite nella loro pubblicazione.
De Monarchia fu addirittura bruciato quando fu pubblicato, ma anche la Divina Commedia, considerando che non era del tutto ortodossa, in cui c'erano anche pagine dure su alcuni papi e su alcuni aspetti della Chiesa, ecco, veniva sopportata malvolentieri. E anche nella cultura generale, nei secoli a venire, Dante non era considerato così grande. Nei posteri la fama di Petrarca era superiore a quella di Dante nei secoli, e dopo Torquato Tasso era considerato più importante di Dante. Persino Leopardi a un certo punto fa un passaggio in cui dice sì, Dante è un grande, eccetera, però Torquato Tasso è ancora convinto di quello che sostenevano nei secoli precedenti. La scoperta di Dante avviene tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, ed è una scoperta che avviene soprattutto dal punto di vista politico. Ecco, il Dante fondatore d'Italia diventa il primo tassello per riscoprire poi il Dante anche poeta, il Dante anche pensatore e tutto il resto. Quindi è una scoperta controversa, ma che avviene in modo tardivo. Ci sarà un poeta e pittore, Dante Gabriel Rossetti, ci saranno altri, da Foscolo a Pascoli per dirla, ci sarà lo stesso Leopardi, ci saranno altri autori, ci sarà prima di tutti Giovan Battista Vico, che facendo uno studio sulla lingua italiana riconosce in Dante il primo che ha posto la questione della lingua italiana. E quindi, diciamo, è solo allora che Dante viene riscoperto nella sua grandezza. Quindi Dante non ha avuto fortuna. Noi siamo abituati a considerare Dante come un fondamento della nostra cultura, perché la cultura italiana, nata dallo Stato unitario, cioè dal 1861 in poi, ha adottato Dante come il pilastro della nostra letteratura, accompagnato poi per certi versi a Manzoni e ai Promessi Sposi, ma diciamo era Dante l'architrave della nostra letteratura, ma lo è diventato soltanto di recente, cioè relativamente di recente, cioè negli ultimi 150 anni, ecco, e non tanto prima, perché Dante era abbastanza unico, non aveva eredi, non aveva lasciato eredi. Voi pensate anche a questo paradosso. Quando tu dici di un autore che è un petrarchista, intendi dire che è un poeta che fa versi come li faceva Petrarca. Quando tu dici un dantista, non dici che è un poeta che fa versi come Dante, dici che è un critico letterario. Questo che cosa vuol dire? Che Dante non ha imitatori, è inimitabile. Non esiste il dantista nel senso che usa lo stile di Dante per fare poesia. Esiste il critico letterario che parla di Dante, ma non il poeta che fa come Dante. E infatti gli unici tentativi, diciamo, di imitazione, o se vogliamo, di riferimento a Dante, sono di autori che non appartengono alla cultura italiana e a volte nemmeno alla cultura latina. Sono soprattutto autori inglesi, pensate a Christopher Marlowe, per esempio, o pensate più recentemente a Ezra Pound, che con i canti pisani ha fatto qualcosa che somiglia alla Divina Commedia, o Edgar Lee Master, no? Autori che hanno in qualche modo immaginato un viaggio nell'oltretomba, ma non c'è stata un'imitazione vera e propria di Dante, perché Dante è considerato sempre un caso a sé, unico, un caso, come dire, irripetibile, inimitabile, e rappresenta un punto di riferimento fondamentale. È bellissimo, per esempio, il paragone che fa Ezra Pound tra Dante e Shakespeare. Dice che Shakespeare è come una foresta, Dante è come una cattedrale. Cioè, cosa vuol dire? Che in Shakespeare si sentono pullulare le passioni, la natura, la forza degli istinti, ecco, il bosco, la foresta, c'è qualcosa di selvatico in Shakespeare, nonostante rappresenti un'epoca, diciamo, elisabettiana, un'epoca insomma che comunque è fortemente pregnata anche da diciamo, conati culturali, ma c'è qualcosa di selvatico, qualcosa di barbarico, vorrei quasi dire, anche nella potenza dei versi di Shakespeare. In Dante c'è una cattedrale, perché c'è un ordito, c'è un ordine, c'è una corrispondenza dei versi, una simmetria, una numerologia anche. Tutto corrisponde. Se voi fate una lettura simbolica della Divina Commedia, rimanete sorpresi dalle corrispondenze, dalle parole che si richiamano, dal fatto che le tre cantiche chiudono con stelle, perché è un ritorno al cielo, ecco, di patria celeste.
Dante è veramente così, si sentiva, come dire, momentaneamente in terra. Ecco, questa è la potenza unica di Dante e questa è la ragione per cui noi dobbiamo leggere Dante in questa chiave. Dante dice una cosa bellissima a proposito del suo maestro, per far capire a noi qual è l'importanza dell'educatore. Lui dice di Brunetto Latini, che pure colloca l'inferno tra i sodomiti, perché Dante oggi sarebbe tacciato di omotransfobia, ma diciamo Dante collocava i sodomiti all'inferno. Ecco, ma parlando del suo maestro, Brunetto Latini, dice: voi mi insegnavate come l'uom s'eterna. Questo per dire che la lezione più grande che può dare un maestro e che può dare un poeta come Dante è quello di insegnare la via dell'eternità, come ti eterni, non come vivi il tuo tempo, non come ti adegui alle mode e alle passioni del tuo tempo, ma come puoi scegliere la via dell'eternità. Questa è la potenza di Dante. E quindi la forza di Dante è veramente questa. E per concludere, per tornare alla introduzione giusta, opportuna che è stata fatta, vorrei tornare a quella visione di Dante che ci restituisce Borges. Borges dice che alla fine noi dobbiamo leggere Dante non attraverso complicate letture, ma con lo stupore infantile, come lo legge un bambino. Cioè immaginate Dante visto con le tavole di Gustave Doré, visto attraverso le immagini, i racconti che fa, le storie avvincenti che ci sono, le trame intorno a tutto quello che dice nella Divina Commedia. Ecco, la potenza di Dante è anche quella della narrazione e lo stato d'animo del lettore deve essere quello del bambino, che si meraviglia, che si sorprende, perché il bambino allo stato puro è l'unico che può capire il poeta allo stato puro e il filosofo allo stato puro, perché il bambino concepisce l'arte della meraviglia, la concepisce naturalmente, si stupisce, sgrana gli occhi, si sorprende, fa le domande universali e non soltanto quelle legate all'immediatezza e all'attualità. Quindi è quello l'insegnamento più grande, cioè noi dobbiamo acquisire saggezza nella lettura di Dante, dobbiamo leggere le opere parallele alla Divina Commedia per capire qual è il retropensiero di Dante, qual è il backstage della Divina Commedia. Però dopo, quando arriviamo all'ultimo stadio, abbandoniamo la sapienza e ci affidiamo alla bellezza musicale dei suoi versi, l'evocare attraverso espressioni che magari non riusciamo neanche a cogliere nella loro interezza, ma hanno una loro musicalità, ci portano per mano, sanno loro dove ci conducono. Noi come bambini non conosciamo la strada, lui la conosce. E quindi ci dobbiamo affidare con lo stupore infantile alla grandezza di un autore che non è di ieri, non è di oggi, non è di domani, è di sempre, per sempre, Dante. Grazie davvero. Non so se qualcuno ha qualche domanda da fare. Nel frattempo io ne approfitto per ricordarvi che i libri di Marcello Veneziani sono in vendita al banchetto e che l'autore si fermerà qui per firmarli dopo la conferenza. Ne faccio una io. Il rapporto di Dante con le donne. Visto che l'abbiamo accennato, parliamo com'era. Ma nonostante Dante abbia scritto molto riferendosi alla figura femminile, di storie reali di Dante con le donne conosciamo pochissimo. È un'ombra sua moglie Gemma Donati, non sappiamo niente di lei, o quasi niente. Abbiamo dei dettagli che alle volte sono irrilevanti. Io devo dire, uno dei motivi di scetticismo che ho quando vedo volumi di 800 pagine di biografia di Dante, dico ma la biografia di Dante sono 6 pagine, il resto sono soltanto diciamo congetture, relazioni, raccontare l'epoca, perché in realtà di Dante si sa pochissimo, le figure femminili non si sanno nella loro realtà storica. Beatrice, noi siamo ancora fortemente convinti, ma molti autori che hanno studiato Dante, che la figura di Dante, la figura di Beatrice, sia una figura puramente simbolica, cioè può aver avuto un'effettiva attinenza storica anche con la
Beatrice Portinari di cui si parla, o Bice Portinari, ma in realtà noi sappiamo pochissimo. Sappiamo che Dante considera Beatrice come la Madonna Filosofia nel Convivio e come colei che ti porta verso il cielo nella Divina Commedia, nel Paradiso. Conosciamo Beatrice a tratti come donna, a tratti come simbolo in Vita Nova, cioè nella sua prima opera, ma poi abbiamo pochissima conoscenza del resto. Sappiamo che Dante ha avuto pure, come dire, gruppi di amici con cui facevano anche, come dire, goliardia, e magari in questo si può immaginare che avessero avuto anche storie, diciamo, che somigliano molto a quelle di un suo grande biografo che è Boccaccio, no? Che poi è, diciamo, il primo vero biografo di Dante, però conosciamo pochissimo di lui. Abbiamo dei tratti proprio di Dante che sono minimi. Per esempio sappiamo che Dante, lo sappiamo da Leonardo Bruni, che Dante aveva una bella voce intonata quando cantava, e sappiamo che aveva anche una bella calligrafia, perché Leonardo Bruni è uno dei pochissimi che ha avuto diciamo, la possibilità di vedere uno scritto autografo di Dante. E quindi Dante, la bellezza artistica di Dante era anche nella capacità di scrivere, appunto, con la bella calligrafia. E dall'altra parte, appunto, non conosciamo molti dati, e lo stesso Leonardo Bruni dice: ma evitate, come dire, di fare un po' quella specie che oggi si direbbe di gossip, no? Intorno a Dante. Non parlate di donne, infatti critica Boccaccio che ha fatto dei riferimenti a Beatrice, perché dice Dante è stato un grande soldato, un grande combattente, ha avuto degli allievi, parliamo di lui come eroe di guerra, come soldato, oltre che come poeta, come scrittore, lasciamo stare questi aspetti, quindi conosciamo veramente poco di Dante riferito appunto alle donne. Rapporti fugaci, sua figlia, sua moglie, pochissimo sappiamo di sua madre, e quindi abbiamo davvero dei rapporti estremamente fugaci. Conosciamo le donne di cui parla nella Divina Commedia, conosciamo le grandi figure, le grandi storie d'amore, Paolo e Francesca e tutto quello che noi sappiamo, ma per il resto abbiamo pochissima cognizione e quindi se cerchiamo attraverso la biografia di Dante di ricostruire la storia dei rapporti di Dante, rimaniamo delusi. E quindi le biografie di Dante, che non si appoggiano a un discorso letterario o che non si fondano soltanto su un paesaggio storico nel quale si situa la figura di Dante, ci dicono ben poco da questo punto di vista. Quindi Dante resta per molti un mistero, e resta un mistero la figura di Beatrice. Cioè per alcuni non esiste, è una pura simbologia. Per altri è una figura storica che si presta a diventare simbolo, e per altri ancora invece una figura reale, storica, di cui Dante si è realmente innamorato a 9 anni, l'ha rivista a 18 anni, poi è morta, eccetera, e quindi si conosce questa storia. Ma non è in fondo che una congettura quella di parlare delle donne di Dante. Ecco, quello che sappiamo è che Dante comunque considera l'amore con una donna un gradino fondamentale, inevitabile, diciamo così, nella vita di un uomo, ma non come il culmine del rapporto d'amore, perché l'amore, platonicamente per Dante, è una scala verso il cielo, quindi inevitabilmente una donna ti accompagna a salire questi gradini, ma dopo, diciamo, hai la visione della Madonna, hai la visione di Gesù Cristo, hai la visione dello Spirito Santo, e quindi in questo c'è una rarefazione dell'amore e una disincarnazione graduale del rapporto amoroso. Se c'è qualcun altro, e allora ringraziamo ancora una volta Marcello Veneziani per questa bellissima conferenza che ha tenuto qui. Io vi saluto, vi do appuntamento a Pordenone da lunedì in poi. Grazie e arrivederci.